essere presente nel nostro telegiornale. Penso sia molto bella questa iniziativa dell'Esercito, perché tra l'altro anche molte caserme vennero rase al suolo, ci furono anche dei morti all'interno delle caserme, degli alpini e non solo, e molti poi insomma quanti all'epoca e anche successivamente fecero il militare nelle zone del Friuli e ricordano anche quei momenti insomma con grande affetto per il Friuli. Penso sia molto bella questa iniziativa da parte dell'Esercito. In effetti sì, a quel tempo ero proprio testimonio diretto perché mi mancava un mese per il congedo e stavo facendo il militare a Portoguaro, però ci siamo mobilitati immediatamente per andare a dare una mano nei posti critici, insomma, ecco. Quindi l'abbiamo vissuta in maniera diretta. Ecco, perché poi proprio dal sisma del Friuli nacque anche il sistema della protezione civile, ma i primi aiuti vennero proprio dall'Esercito, dai mezzi dell'Esercito. È stato un riferimento impositivo immediato, proprio nel vero senso della parola. Camion, tende, tutto. Ma dalla cucina da campo, tutto quello che serviva, ecco. Gruppi elettrogeni, tutto quello che c'era è stato messo immediatamente a disposizione da parte di tutte le caserme limitrofe, non solo del Friuli. Ci si è mobilitati anche durante la notte perché non si sapeva bene l'entità del disastro, perché si è saputo solo dopo parecchie ore. Ovviamente non c'erano i mezzi di comunicazione social che ci sono adesso e quindi però tutto per dire, era molto... nel dubbio di non sbagliare, immediatamente si è cominciato a caricare camion, roba e partire. Ecco, è meglio andare a fare un viaggio a vuoto piuttosto che non essere presenti. Questo è stato il segnale del nostro comandante a quel tempo ed è stato indovinato come scelta. E insomma, poi soprattutto insomma, la messa a disposizione di tende, di insomma, lettini dove dormire e poi le cucine da campo fondamentali per insomma, dare anche questo aiuto. E poi anche la riflessione sul terremoto. Nei giorni scorsi in Friuli, a Venzone e Gemona presenti 3 segretari nazionali dei sindacati CGIL e CISL e UIL, visto che domani poi appunto domani è 1° maggio, si celebra la festa del lavoro per ricordare insomma questi aspetti, ma i segretari nazionali hanno parlato, insomma evidenziato quanto fu per il Friuli il sisma del 76, le morti ma anche la ricostruzione. Sì, da lì è ripartita l'economia. Ecco, l'economia, c'è stato anche un forte appello a, così, non so, riprendere quello spirito a 40 anni di distanza per ricostruire un po' l'occupazione e il lavoro in Friuli Venezia Giulia. Adesso stiamo subendo un terremoto completamente diverso che è quello del dissesto sociale. Non si va a colpire le case o quant'altro, ma stiamo vedendo sgretolare le nostre famiglie con i giovani che se ne vanno. È un terremoto anche questo, è un terremoto che richiede una giusta reazione, non cattiva, ragionata, ma bisogna reagire in positivo se possibile. Ecco, perché tante aziende anche storiche, come locomotiva dell'economia italiana, e poi questa locomotiva si è fermata drammaticamente e quindi c'è bisogno di ritrovare quello spirito anche di iniziativa del friulano. Io non vorrei rovinare la festa di domani, che gli organizzatori saranno sorridenti, ma molte delle persone, degli operai, dei professionisti, dei dipendenti che parteciperanno saranno seri. Sono aumentati i numeri di chi lavorano, c'è meno disoccupazione, si sentiva nelle TV oggi e anche nei quotidiani locali e nazionali, ma non è così. Si è semplicemente frantumato il lavoro creando più numeri, ma non più lavoro. Diminuisce la disoccupazione, però aumenta la deflazione e quindi questo è un dato ancora... Voglio fare un esempio semplice, anche qui in Regione sono stati soppressi alcuni servizi tipo guardie mediche in qualche luogo e via dicendo. I dipendenti che erano addetti a quello spazio di lavoro gli è stato chiesto: vuoi essere licenziato oppure vuoi essere assunto in Regione a tempo indeterminato? È chiaro che scegli il tempo indeterminato, però a quale prezzo? 20 ore mensili. Cosa significa questo? Che le 140 ore che normalmente ha un dipendente a disposizione per poter lavorare e percepire un mensile, con quelle 140 ore si sono accontentate 7 persone. Quindi abbiamo aumentato il numero di chi lavora, ma abbiamo schiavizzato 7 persone. E questo sarà sicuramente anche il problema. Io mi auguro che vengano affrontati questi temi. Che verrà insomma approfondito non solo domani, ovviamente lo stanno già sottolineando da tempo, anche l'utilizzo
così in maniera distorta degli strumenti esatto. del voucher e altro, perché sì, poi sì. alla fine le persone vengono schiavizzate, come diceva lei, si ritorna indietro invece che fare anche un altro migliorare esempio. i diritti. Esatto, vorrei fare anche un altro esempio che deve servirci per riflettere, non per essere contro qualcuno, dobbiamo trovare la soluzione. Ci si lamentava che viene tutto decentrato in Romania, in Ungheria, nei paesi dell'est, delocalizzando delle imprese che si spostavano là. Qui adesso stiamo lavorando per un livellamento non verso il basso di tutta l'Europa, non verso l'alto, ma verso il basso. Cosa sta succedendo? Che grazie al job tax e via dicendo, viene licenziata la persona, viene riassunta a contratti più convenienti per le imprese. Cosa significa? Che si va a diminuire quello che è il costo del lavoro. Praticamente stanno portando il sistema ungherese e dei paesi dell'est in Italia. Non esportiamo più le ditte, ma importiamo il sistema lavoro, dove andiamo a schiavizzare anche i professionisti, la ragazza che diventa avvocato. Sostanzialmente lei dice la globalizzazione doveva portare i diritti a quelli che non avevano i diritti, se invece noi in realtà li hanno tolti. Io faccio l'esempio della bilancia sempre, se noi guardiamo la bilancia, noi eravamo nel punto più alto. Per poter far crescere loro dobbiamo necessariamente calare anche noi. Solo che questo da parte dei nostri politici non ci è stato detto né quando siamo entrati nell'euro e nemmeno adesso quando hanno globalizzato tutto il sistema lavoro. Non è serio. Ecco. E questo i sindacati hanno le loro responsabilità, a mio avviso. E questo insomma lo stanno capendo sulla propria pelle i lavoratori. I politici hanno fatto questo, ma i sindacati hanno fatto poco per arginare questo disastro che sta succedendo praticamente. E il dibattito anche all'interno delle forze sindacali senza è molto distinzione alto. di colori, sì, perché li mettiamo tutti sullo stesso piano. Riguarda un po' tutte le forze sindacali e molti insomma anche così critiche proprio interne che vengono dai lavoratori. Noi ringraziamo Claudio Boaro, Front Furlan, grazie e buon lavoro, resti ancora un attimo con noi. In primo piano gli eventi per Internet